Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Spazio Più. Spazio Più, però era filo diretto, il bello della diretta. Ragazzi, abbiamo appena ascoltato Bello Figo, Vaccino, nuovo successo, nuovo album di Bello Figo. Federico, mettiamo pure la sigla corretta, Pardon, visto che a noi piace la precisione svizzera. Eccoci. Va ora in onda Filo diretto. Buonasera a tutti da Zurigo, chi vi parla è Radio RSI, abbiamo occupato RPL, ringrazio il mio collega in regia dall'altra parte della piattaforma legnosa. Attenzione a questo medicamento, saluto Roberti Colombi, anche a lui di Zurigo, e anche il Federico Borsaro, anche lui, anche se è immigrato dall'Insubria meridionale qua, e questa è Radio RSI, cari amici. No, a parte filo diretto, buonasera, chi vi parla è Federico, il vostro sparacazzate. Qua spazio per gli elvetici non ce n'è, restino a casa loro. La Svizzera, questo simpatico stato che vive delle disgrazie italiche. Io ho sempre pensato che Trump avesse ragione, che Trump diceva: se chiudiamo la frontiera col Messico, il Messico fallisce dopo 3 giorni. Io ho sempre detto: se chiudiamo la frontiera con la Svizzera fallisce dopo 3 giorni, perché tutti i nostri amici dell''ndrangheta, della mafia e della camorra non sanno più dove andare a mettere i loro soldini. E intanto in Svizzera fanno sciacqua, tutti onesti, tutti fighi. Bello figo, abbiamo appena sentito Bello Figo, Vaccino, questo ennesimo successo dell'album Spaghetti allo scoglio, che invito tutti ad ascoltare. E ho anche detto al segretario federale Matteo, che è un caro amico, io e Matteo ci parliamo quasi ogni giorno. Matteo, la colonna sonora della Lega deve essere appunto il nuovo album Spaghetti allo scoglio, che è di Bello Figo. Ok, allora, fuori vi parlo da Milano, 28 gradi, sono venuto qua in radio col cammello, dalla calura e dall'arsura che c'era. Meno male che qua nel bunker di via Carlo Bererio 41 c'è l'aria condizionata a meno 15, non è come la vecchia sede in amianto dove c'erano i pinguini a fare la trasmissione con me, però a proposito di pinguini, c'ho il buon Roberto Colombo che ha addosso una pelliccia Inuit e sta morendo di freddo. Pensate che ha le labbra viola, è quasi in assideramento, e poi in piedi che se la ride vestito di blu come un venditore di Viagra, il buon Federico Borsari. Il monumentale, oddio, Mimmo Magnetta invece l'abbiamo lasciato al centro anziani di Cologno, però da quello che ho capito sta prendendo i mezzi pubblici con la sua tessera argento per recarsi qua nel bunker di via Carlo Berero 41 a effettuare la trasmissione col sottoscritto, che anche oggi sarà XXL, grossa, grassa e tutta intera. E dal 1934 che continuo a venire qua io, tu sei arrivato solo l'altro giorno e ti permetti di prendere in giro così un povero vecchio come me. Ragazzi, abbiamo un carissimo amico del PIU, visto che oggi siamo Spazio PIU filo diretto, è il vecchio Conio. Era il vecchio Conio. Allora, era il 1900 Ambarabà 2, bisognava dire Ambarabà perché non potevamo dire 40. Ambarabà Cicicocò. Ora torniamo seri, perché appunto noi siamo qua che ce lo ridiamo sempre. Beh, diamo sempre il numero della diretta, lo 0266203529, ripeto 0266203529, per chiunque volesse intervenire qua su RPL RSI e dire la tua su entrambi i versanti dell'Insubria, quella meridionale qua a Milano, rappresentata da via Carlo Bellero 41, e l'alta Insubria del nord da Zurigo, i nostri colleghi di RSI che in parte hanno occupato RPL. Spiega che RSI Radio Svizzera Italiana, non è Repubblica Sociale Italiana. Qualcuno potrebbe fraintendere. Andate sul sito rsi.ch e vedete tutte le trasmissioni che facciamo qua in Ticino, porca miseria, e tutte le trasmissioni svizzere. Donatella, ci devi perdonare, ma questo è il dazio che dobbiamo pagare noi qui a RPL. Ma brutto, Io per esempio sono stato impegnato a dare il tuo numero e quello anche di un altro ospite che seguirà, e perciò appunto non mi sono perso la canzone con cui è stata aperta la trasmissione. Vaccino bello figo. Potevo rimanere offeso
Senti, allora, questo appunto è quello che io devo subire appunto per avere un aiuto, un sostegno, un Hai voluto la collaboratore. Svizzera in casa, ora te la infatti prendo. ora me la tengo. Mentre invece appunto noi qua cerchiamo di ridere. Il problema è che appunto invece voi a Roma non sapete più arrestare le lacrime, perché ne succedono di tutti i colori, no? Abbiamo parlato appunto proprio l'altro giorno di quello che il macello che la sindaca Raggi con Andrea Coia, l'assessore al commercio del comune di Roma, ha prodotto nei confronti degli ambulanti romani. Appresso a questo ci dobbiamo aggiungere invece poi quello che sta accadendo in questi giorni. Io guardando Facebook appunto mi sono accorto di alcune situazioni che si sono venute a creare soprattutto questa mattinata a Roma, però su questo appunto ti invito a te a raccontarci la questione, insomma, visto che tu sei proprio... Allora, io vi ringrazio, intanto vi saluto, nel senso che non ho avuto l'occasione ancora di salutarvi. Buonasera a te Mimmo e a Federico e sempre come sempre a tutti i radioascoltatori. Grazie. Ti ringrazio sempre dell'opportunità che dai a noi di Roma, che stiamo subendo veramente di tutto da questa amministrazione, vessazioni, discriminazioni e tante cose, come ben sapete già ne abbiamo parlato la scorsa trasmissione, quella dell'altro ieri. Sì. E niente, questa mattina, cioè adesso si sta in piena campagna elettorale, lo stavamo dicendo appunto anche l'altro giorno. Si andrà a elezioni per il consiglio comunale. Tu sicuramente voterai Andrea Coia e Raggi in abbinata. Esattamente, guarda, anche perché io ho una sindrome strana, capito? Sono anche un po' masochista, quindi chiaramente ti mi piace il soffrire, cos'è la sindrome di Stoccolma? Di Stoccolma, esatto. No, per fortuna non sono malata, non ho malattie strane, non ho sindromi particolari. Però ci vogliono fare ammalare, insomma. Io praticamente do voce... Noi siamo malati già. Io do voce a voi romani, perché quello che sta accadendo da diversi mesi a voi romani può accadere in tutta Italia, perché di malati di mente ne possono nascere ogni giorno. Come si dice, la moglie dello scemo è sempre incinta. Cioè, no, la mamma degli scemi è sempre incinta. E sempre a voi donne va a finire la colpa, insomma. Beh, certo, ma diciamo che tu dici diversi mesi, purtroppo sono diversi anni, e quindi questo è un aggravante, perché noi abbiamo perso davvero la salute, perché quando tu la notte non dormi più perché pensi a come poter mandare avanti la famiglia, poter crescere i figli, comunque ti stai ammalando. Certo, avendo a che fare poi con persone che ogni giorno se ne inventano una nuova. Esatto, ogni giorno praticamente cercano un modo per torturarti, perché sono torture. Guarda, l'ho scritto anche ieri su Facebook, così. Praticamente mi sento come se qualcuno ogni volta, hai visto quando le torture che ti tengono la testa sott'acqua? Sì, oppure ti tengono sveglio tutta la notte. Il waterboarding, quello che usava la CIA a Guantanamo quando ha addestrato i capi talebani, che poi li ha rilasciati tutti, e ora l'attuale governo talebano per metà ha fatto l'università a Guantanamo. Comunque, meraviglioso. Io sono diplomato, tra l'altro, voglio dire alla CIA, se ci avete un boss all'università a gratis vengo anch'io. A gratis anch'io. Io ho paura che i anch'io. talebani, lo so che sembrano battute di cattivo gusto, però abbiano più capacità di governo dell'attuale giunta Raggi. Non è difficilissimo, cioè, non è difficilissimo. Comunque appunto, io stavo dicendo, quando ti tengono la testa sott'acqua, poi tu ti rimeni, riesci a fare una boccata d'ossigeno e ti rimettono sotto. Praticamente è una tortura continua da parte di questa amministrazione. E dopo tutte queste torture, la non applicazione di una legge nazionale per il rinnovo delle licenze, gli spostamenti imposti, ne abbiamo già parlato, praticamente in aperta campagna, cioè potremmo vendere alle pecore, qualche mucchetta basta, imposti veramente messi senza un criterio, cioè, o meglio, no. Io sto sbagliando. Col criterio distruttivo, col criterio, esatto. Certo. Messi col criterio di distruggere una categoria, non chiedendoci addirittura la cosa, quando poi appunto c'è una legge
sempre come abbiamo detto, che sospendeva i pagamenti delle COSAP e del suolo pubblico in quanto anni pandemici. Siamo gli unici a Roma a cui hanno richiesto il pagamento della COSAP, ragazzi, è assurdo. Però Hanno dato ecco, maggiorazione. Donatella, però diciamo cosa hanno avuto il coraggio di fare questi che hanno Sì, veramente no, la faccia come il... Sì, infatti si lavano la faccia nel bidet. Cioè non è che, nel senso che dopo tutto quello che ci hanno fatto, non ci vogliono rinnovare licenze, ci chiedono i soldi dell'occupazione solo pubblico solo a noi perché hanno dato maggiorazioni di OSP ai ristoratori, ai bar, eccetera, gratuitamente. A noi ci stanno fare in tutti i modi. Che cosa hanno il coraggio in questo periodo, in campagna elettorale, di fare questi del movimento? Mettere i gazebo nei mercati. Cioè, è veramente una vergogna assoluta. Beh, come diceva il buon... come si chiamava l'ex candidato a Roma dei Radicali, che era... Rutelli? No, quello di... Comunque Aranziano, che... No, non mi Cecchetti. ricordo. Giachetti, che per me è un mito, che disse al congresso del PD: voi avete la faccia come il culo. Ecco, sembra un francesismo, chiedo scusa alla donzella. No, Te guarda, dico, però insomma a questo Roma così termine- si dice, no? No, ma guarda, di là di tutto, è un termine che usava Machiavelli in una lettera al Guicciardini, quindi chi siamo noi per dare contro a Machiavelli? Non siamo nessuno, quindi lo usava, quindi si può dire. D'altra parte in Spagna usano solo questo termine perché c'è solo questo termine per indicare il sedere, quindi lo diciamo con molta tranquillità, non è volgare assolutamente. E quindi hanno questa faccia di tolla, diciamo così, di presentarsi nei mercati per chiedere i voti, per rieleggere la Sora Raggi. Però Capite? ti posso Ci dire una stanno delle cosa, commosse. Donatella, ti posso dire una cosa, però una volta era Certo. usanza nei mercati che uno pigliava e a certi personaggi gli donava i pomodori maturi. Ma con quello che Non costano dico si rovinano. marci, quelli maturi, quelli che rimangono a fine giornata. Uno Tu hai gli dovrebbe ragione, ma prendere... quelli non rimangono più, perché noi qua siamo portati alla fame. Ho Per cui capito. quei pomodori maturi che una volta li buttavamo, adesso li portiamo a casa per mangiarli. Certo. La parte Vedo. marcia ci fa la pummarola, la parte buona ci fa l'insalata. Esatto, purtroppo ci hanno ridotti così, perché ci hanno ridotto veramente a quasi chiedere l'elemosina, ragazzi, perché quando si va a un mercato e tu è tanta. Donatella, ti Ecco. stiamo sentendo a pizziche Questo è il bocconi. complotto pentastellato. Mi sentite ora? Adesso Sì. sì. Ok, scusate perché io ho casa purtroppo un po' schermata. Stavo dicendo, quando tu ti mettono in posti dove tu carichi e scarichi un furgone, ma non incassi nulla, zero, ti hanno portato alla fame. Certo. Quando a forza di dire che siamo indecorosi, che addirittura che ci fanno le multe perché montiamo in un posteggio che diciamo che è stabilito che sia di una rotazione, e tu dici che mi fai 5.000 euro di multa perché dici che sono abusivo quando io ho un titolo in mano, è chiaro che poi la popolazione non viene più a comprare da te, no? Dice, vabbè, ma io ne vado da verrà questo, ma sempre di meno, Donatella, perché io prima di venire qua ho dato un'occhiata a televideo, ho letto la notizia che il ministro Draghi, cioè il premier Draghi, ha detto che appunto estenderà la necessità del Green Pass Ai mercati. tutti, anche i mercati, Però al ai centro commerciale no. ristoranti. Non lo so. No, ma poi non ho capito, questa cosa del lascia passare, chiamalo come ti pare, non lo chiamo Green Pass Sì. perché il Green Pass È non inglese. mi sa di nulla, Sì. e in realtà è un lascia passare in italiano, Sì. o il salvacondotto, una volta era il salvacondotto, ti ricordi? Sì. Sì, sì. Eh, No, ma qua si chiamava così. c'è un'ansa, tra l'altro Roma, 9 settembre 2021, ore 16:20, il governo Draghi chiede alla Germania colonne della Wehrmacht per il controllo del Green Pass. Beh, certo, sì. giustamente, siamo tornati
a 80 anni fa. No, leggo il comunicato: cordiale telefonata tra Mario Draghi e Angela Merkel, nel quale il premier italiano chiede alla cancelliera invio dei reparti della Bundeswehr, l'esercito tedesco, per il controllo dei Green Pass dei vari avventori italici. La Merkel ha consentito e ha detto entro il fine settimana saranno là 30.000 uomini della Wehrmacht. Della serie cari ambulanti romani sono cavoli vostri, sono Esatto. Sarebbe successo prima o zucchero. poi, non lo sapevamo Solo che a Roma. sarebbe Senti, però, successo. Donatello, però ti devo dire una cosa, vedi, ci siamo sentiti pochi minuti fa e tu subito hai dato l'ok alla tua partecipazione. Dico, ma gli altri ambulanti romani, ma diamine, ma dove stanno adesso? Io, come l'hai letto tu, penso che l'abbiano letto anche in tanti. Certo. Tu hai visto quante volte sono sceso giù a Roma? Io tante volte sono sceso a Roma e ho trovato veramente pochi ambulanti. Dico, quando si faranno sentire? Secondo me sono rimasti risucchiati dalle voragini Allora, oppure lo sai sequestrati che dai c'è? cinghiali. Un po' quello, sì, effettivamente un po' quello. I gabbiani, soprattutto quelli più leggeri, li hanno portati via i gabbiani, però non è questo. Il discorso è che hanno fatto un buon lavoro di squadra, diciamo, lì in giunta. Ah sì? Perché che cosa hanno fatto? Ah sì, hanno continuato a dividere la categoria e purtroppo molti, troppi colleghi si sono lasciati, diciamo, non trovo il termine giusto, ma insomma ingannare. Infinocchiare, dai, usiamo un termine più infinocchiare, si sono lasciati fatti infinocchiare, sì. Perché che cosa succede? Quando tu dividi, noi siamo tutti ambulanti, ma quando ci sono in seno all'ambulantato diverse categorie, tu che cosa fai? Le disgreghi, dividi e timpera. Che fai? È l'antica tradizione romana, no? Esatto, l'antica cioè dal sacro romano intero, no? Quindi dividi e timpera. Tu dividi, cioè adesso hanno colpito per prima gli urtisti. Io a alcune manifestazioni degli urtisti ci sono andata, non so se sapete degli urtisti, sicuramente sì, Mimmo, tu sei informato su tutto. Anche Federico. Sono i famosi ricordari che hanno tolto da davanti ai monumenti mettendoli in posti dove e non ci stanno i turisti, quindi a chi li vendono si ricordi, non si sa, vabbè. E hanno toccato loro e molti hanno fatto, vabbè, ma lo sai che ti dico, però io adesso c'ho da lavorare, vado, io te lo dico in romano, sì. Tra di noi ci parliamo romano, capito? Siamo un gruppo, ma che ci vado a fare? Io invece sono andata anche a queste manifestazioni insieme ad altri colleghi, non ero l'unica chiaramente. Poi adesso stanno colpendo le rotazioni le stanno vessando, le stanno massacrando e molti di altri settori dicono, vabbè, ho capito, ma io che c'entro? E mano a mano stanno dividendo le persone per per fare più danni possibili. Ci stiamo cascando tutti come salami, insomma, in pratica. Esatto, invece secondo me tutti insieme, tu lo sai che io l'ho sempre detto, che uniti si vince, questa è una frase che ho detto io 5 anni fa, la scrivevo in continuazione, che io sono convinta di questo fatto. Perché quando si è uniti, quando siamo stati uniti come categoria, abbiamo ottenuto qualcosa. Così loro invece frastagliano la categoria e la colpiscono, vanno a colpire piccoli gruppi uno per volta. Quando sarà finita con noi, adesso perché è finita anche per loro, spero, ma altrimenti avrebbero cominciato con un mercato, poi con un altro mercato, poi con un altro, cioè dividendoci in gruppetti per poi eliminarci, perché questa è la realtà dei fatti. Questo è. E quindi spesso succede che molti colleghi romani siano demoralizzati da questo fatto, si sentono ormai presi in giro da tutto e da tutti. Guardate che la situazione che stiamo vivendo psicologicamente è devastante. Immagino. Io personalmente, Mimmo, ci siamo visti qualche volta, mi conosci caratterialmente più o meno, no? Ti sarei fatto un'idea. Sì. Beh, io ultimamente piango per una stupidaggine. Non so se rendo l'idea, perché psicologicamente ci hanno portati proprio l'ansia, la paura, il non dormire più la notte, che poi quando non c'è, diciamo che 2 o 3 giorni, quando non fanno nulla, perché si tratta di 2 o 3 giorni, ti preoccupi pure,
perché dici questi si stanno a organizzare per fare qualcosa di ancora più grave. Azzaro, peggio del Vietnam, cioè se la giunta Raj andava in Afghanistan a quest'ora la guerra era vinta, oserei dire, perché questi hanno pure la guerra psicologica. Esatto, guarda che è veramente devastante, perché io ripeto, forse sarò anche noiosa, ma avendo due figli, uno di 17 anni e uno di 11, cioè, Beh, lo io stile dico, di ma come governo, li faccio mangiare? lo stile di governo 5 Stelle l'ha visto l'Italia intera. Ricordiamoci durante i numerosi lockdown che c'era il presidente del Consiglio dell'epoca Giuseppe Conte che continuava ogni giorno imperterrito ad andare in Sì. televisione verso le 22 o a fare le dirette su Infatti io non ho Facebook. più guardato la televisione, sai che io non guardo Sì. più, a parte da parecchi anni. E da là Da partivano quel momento proprio è finita. i suoi roboanti. Da domani chiuderemo tutti in casa perché il governo non agisce con l'ausilio dell'ombra. Donatella, io ho voluto appunto sentirti, però ti lascio un compito, no? Tu ormai sei diventata la portavoce del disagio ambulante del Romano. Io ti lascio un compito. Quando ci saluteremo, appunto, perché dobbiamo passare anche ad altri ospiti, ti do questo compito di chiamare qualche nostro collega, perché io ricordo agli ascoltatrici e agli ascoltatori che anche io sono ambulante, perché chi nasce ambulante lo rimane, no? Anche se poi smette. Ecco, io ti lascio questo compito di chiamare qualche altro nostro collega ambulante di Roma, ma anche di fuori Roma, perché tanto anche gli ambulanti di fuori Roma lavorano su Roma, e appunto di invitarli a telefonare, ripeto, allo 02 66 20 35 29, perché io voglio avere la consapevolezza che non siamo solamente io, Donatella Locafare e Federico Carbonara a parlare di quello che sono i disastri che la sindaca Raggi, ma vorrei avere la conferma anche da qualche altro che vive e lavora su Roma. Anche... Il problema è che vengono decimati dalle varie intemperie che colpiscono la capitale, quindi è difficile che alla fine arrivino vivi fino in fondo, perché l'idea che mi sono fatto è quella. Già uno se va a mettere giù il banco e fa incasso zero, voglio vedere quanti giorni dura e resiste in questa maniera qua, perché in pratica ci va a perdere. Scusate se vi interrompo, ma anch'io vi sento a tratti, ma noi non stiamo raschiando il fondo, noi il fondo l'abbiamo sfondato, cioè non resisteremo di più. Certo. Non so se forse non, io ridendo, scherzo, sono molto ironica, ma caratterialmente sono così, ma effettivamente la situazione è gravissima. Certo. Cioè noi non abbiamo raschiato il fondo l'abbiamo sfondato e stiamo scavando la fossa, non so se avete preso l'idea. Beh, io te l'ho detto l'altro giorno quando ci siamo sentiti, te lo ripeto adesso, io per tutto il mese di settembre, io, Federico, insomma il gruppo che appunto mi accompagna in queste denunce radiofoniche, saremo presenti tutto settembre dalle 16 alle 17 e poi vabbè, a parte poi il consueto spazio più il martedì dalle 18:30 alle 19:30, però ecco, io invito tutti gli amici, tutti i colleghi di Roma e di fuori, perché tanto anche fuori ci sono questi problemi, perché ogni tanto leggo anche Antonio Morini, l'altro collega appunto di Frosinone, che anche gli a Frosinone hanno i loro problemi, no? Chiamate, noi abbiamo questo strumento che è RPL, che è questa radio, che una volta veniva ascoltata solo da 600.000 persone che abitavano il nord, adesso ci ascoltano da Vipiteno a Canicattì. E anche oltre, dalle Alpi all'Oceano Indiano. Qualcuno ci ha chiamato anche da Mogadiscio. Esagerato, sì. Abbiamo un antennone che è quello di Radio Radicale, di Radio Vaticana, ci siamo capiti cosa. I baffi. I baffi. Noi veramente potremmo prendere e lanciare un nuovo urlo di battaglia, che è quello: ambulanti di tutto il mondo, unitevi, perché il problema è globale in questo senso. Secondo me in qualsiasi angolo vogliono fare sparire questo mestiere che è un'arte, e allora non possiamo cedere in questa maniera. Noi abbiamo Mimmo, io lancio questo appello: facciamo una manifestazione tutti insieme da tutta Italia, facciamoci sentire, facciamo sentire che noi siamo uniti, che lottiamo per questo lavoro, che non ce lo possono togliere e che le multinazionali non devono averla vinta. Ok, allora senti, dato che appunto il regista mi fa brutti cenni, noi appunto restiamo... faccio questo compito che mai... Ok,
no, Va e bene. poi appunto se ci chiamano i colleghi praticamente cominciamo a mettere da parte numeri e nomi e vediamo appunto di organizzare questa manifestazione che anche io dico che è certo. necessaria. Esatto, anch'io. Io rimango a vostra disposizione e vi ringrazio per lo spazio che ci state dedicando. Vi saluto e ripeto, rimango a disposizione. Qualsiasi cosa basta che mi contatti, che mi chiami, come volete voi. Insomma. Grazie Va bene? Donatella. Grazie. A voi e buona trasmissione. Restate tutti con noi perché a breve avremo un altro super mega ospite da Milano. Pubblicità. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. 1. Riforma del CSM. Stop allo strapotere delle correnti. 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga. 3. Equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare. Per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. 6. Abolizione decreto Severino. Più tutele per sindaci e amministratori. Firma anche tu ai gazebo della Lega nelle piazze e in tutti i municipi d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? La radio si modifica, semplifica, da plus la musica purifica. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai. La Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che non spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci qua con filo diretto. Allora, a breve manderemo il nostro mega super ospite graditissimo. Parleremo, tanto per cambiare, di Milano. Giustamente ci sono le elezioni e a Milano ci sono un sacco di persone che non vedono l'ora di liberarsi da 5 anni di un disastrosissimo sindaco Sala, che ha devastato soprattutto le piccole e medie attività, le imprese artigiane, le imprese del territorio. Rammento a tutti che per chiunque voglia intervenire, stando sul tema, lo 0266203529, ripeto 0266203529. Allora, rammento a tutti la diretta da via Carlo Bellerio 41, chi vi parla, il vostro sparacazzate preferito Federico, a fianco a me Mimmo Magnetta. Stiamo per parlare di Milano con un mega ospite. Mimmo. Buonasera. Sì, buonasera. Vabbè, ragazzi, buongiorno, non me ne vado. ciao. No, ragazzi, io mi dimetto. Io dopo questa non gliela faccio più. Siamo qui riuniti per celebrare una nuova parte della nostra trasmissione, e siamo qua con un ospite graditissimo che secondo me è il massimo che appunto Milano debba cercare di avere. Magari invece che candidarsi appunto consigliere comunale si sarebbe dovuto candidare come sindaco, e sto parlando di Max Bastoni. Max Bastoni, ciao carissimo, consigliere regionale di Regione Lombardia e nonché consigliere comunale della Lega a Milano. Mimmo. Ciao Max. Mimmo, grazie, troppo buono. No, troppo buono. È come me che è un bauscia milanese. È un bauscia milanese, allora. No, non sono esagerato Max, perché comunque sei una persona come te che è sempre stato presente, anzi è stato il primo in assoluto a stare presente alle varie iniziative che noi abbiamo condotto qui organizzato e condotto qua a Milano in difesa degli ambulanti. Quello sei stato tu, insomma. Questo posto ti spetta di diritto, e secondo me persone così attente, così pronte ad ascoltare e a darsi da fare per il proprio popolo, per i propri territori, devono essere appunto messi in evidenza. Ma non solo, è anche stata una persona attenta a luoghi poco visitati e frequentati, però sì, da fuori, però purtroppo molto pieni, soprattutto in Lombardia, molto affollati all'interno, perché ricordiamo a tutti che Max Bastoni è presidente della commissione carceri di Regione Lombardia, segretario, e invece di stare seduto come ha fatto qualcuno, lui ha iniziato a girare un sacco di carceri, a sentire le persone, insomma ha fatto un meraviglioso lavoro, e siccome è da pochi fare tutto ciò, va anche ringraziato, perché c'è anche tutto un mondo che gira all'interno delle patrie galere, ed è giusto che la società e le istituzioni vadano all'interno e vedano quello che accade e quello che ha fatto Max Bastoni. Sì, diciamo che ho fatto quello che è doveroso fare, anche perché la Regione Lombardia non ha grandi funzioni dal punto di vista legislativo per ciò che riguarda le carceri, se non verificare qual è la situazione al loro interno, sia per quanto concerne i detenuti, ma anche per quanto concerne la polizia penitenziaria. Quindi io ritengo che chi ha questo ruolo debba mettersi a disposizione, quindi verificare di persona esattamente qual è la situazione. Quindi penso che abbia fatto semplicemente il dovere di chi siede e ha la fortuna, tutto sommato, di sedere avere determinati incarichi. Max, ti devo correggere però, perdonami, tu hai detto che appunto la regione può fare ben poco. Io oggi, mentre con Federico venivamo qua in radio, abbiamo letto un comunicato in cui Regione Lombardia, l'ALER, ha riservato una quota appunto di appartamenti con un affitto calmierato appunto a favore proprio delle forze dell'ordine. L'ALER, che è Regione Lombardia, ricordiamo a tutti che magari uno pensa che Sala si è fatto lo spottone elettorale all'ultimo, no, come al solito Regione Lombardia ci mette una pezza e permette a tante persone arrivate da fuori regione di cercare di trovare un alloggio
ed è un po' quello che la Lega si propone, no? Parliamo di Milano, una città che ormai è diventata o di solo poveri o di solo ricchissimi. La classe media a Milano, cioè le persone normali che vanno a lavorare e hanno un reddito medio, non riescono più a vivere in Milano e devono appunto fuggire, ed è uno dei tuoi punti come consigliere, no? Rendere Milano una città popolare, una città per tutti, una città che sia sostenibile per chi lavora. Questo è il punto che tu hai toccato perfettamente, cioè il fatto che a Milano purtroppo è come se esistessero due città, no? C'è la città, quella che è un po' il brand Milano, conosciuto a livello internazionale, fatto di grandi opere urbanistiche, di grandi eventi, che però di fatto va avanti da sola quasi, anche perché quello che è stato fatto in questi anni è stato fatto sicuramente non da questa giunta e non da Beppe Sala, basti pensare alla metropolitana 4, alla metropolitana 5, alla Nuova Fiera, al Portello, a Piazza Gaiolenti. Sono tutte opere che sono state fatte da altre giunte, e poi i grandi eventi come il Expo 2015 che ha visto Milano protagonista, quindi anche quella arrivò nella nostra città grazie a Letizia Moratti. Poi c'è un'altra città però, un'altra Milano, che non è quella di queste grandi opere urbanistiche o di infrastrutture o di grandi eventi, che è la Milano delle periferie. Lì purtroppo per chi avesse la voglia di andare a farsi un giro vedrebbe una situazione che magari è meno conosciuta, magari meno riportata dai grandi giornali, magari tendono a tenerla più nascosta, però è una realtà che non è degna di una città come Milano, che vuole definirsi di levatura internazionale. Andate a farvi un giro in Via Bolla, a Corvetta, a Giambellino, a Grattossoglio, Via Padova. Via Padova, vedrete che la situazione è sempre peggiore. E questo è dovuto un po' a una politica di questi ultimi 10 anni, che hanno voluto non occuparsi di sicurezza e degrado, che anzi in qualche modo hanno voluto incentivare senza fare degli interventi veri sulle occupazioni abusive, dialogando con chi queste occupazioni le faceva e le gestiva e le difendeva, come alcuni centri sociali. Vi ricorderete le guerriglie nei confronti delle forze dell'ordine che cercavano di sgomberare i quartieri quasi totalmente occupati abusivamente. E ricordiamoci che chi occupa una casa popolare abusivamente toglie un diritto a qualcuno che magari sta spendendo in tutta legalità il fatto che le istituzioni le assegnino una casa popolare perché ne ha bisogno. Quindi è una situazione, quella di Milano nelle periferie, molto difficile, molto difficile. Ho conosciuto anch'io delle famiglie in Giambellino italiane che occupavano, sono state cacciate via, al loro posto hanno messo egiziani. Queste cose qua vanno pure da dire, perché la politica non è che solo egiziani. No, però gli egiziani a Milano sono famosi per gestire un racket delle case popolari occupate. Prima erano a Cinisello Balsamo, poi a Cinisello Balsamo ha vinto la Lega e anche a Sesto San Giovanni, e si sono spostate un po' più a sud, nella grande città di Milano, dove hanno trovato terreno fertile. Comunque qua testimonio io che in Giambellino è successo questo. Ho conosciuto personalmente famiglie italiane che non c'erano niente se non il reddito di cittadinanza o nemmeno quello, e appena è finito il lockdown sono state buttate fuori, perché là si deve costruire, almeno da quello che ho capito verrà buttato giù buona parte di Giambellino, perché la M4 sta arrivando e il sindaco Sala ha promesso quegli edifici a delle grandi imprese o a altre persone. Sì, purtroppo la situazione, come dicevo, in queste zone è particolarmente grave, e devo dire che dalla periferia si sta sempre più allargando verso il centro questa situazione. Beh, anche perché, perdonami Max, ma io ho visto alcuni tuoi volantini elettorali e cose varie con messaggi appunto alla cittadinanza in cui tu parli delle periferie, ma io l'altro giorno sono stato in centro, sono andato in via San Pietro all'Orto e ci sono dei giacigli di gente senza casa, di homeless, insomma, di mendicanti, di clochard o di barboni che hanno proprio il loro insediamento. Loro la mattina fanno il cubo a letto, mi sembra come se
come se fossero dei militari, loro hanno il loro posto, il loro giaciglio, la sera praticamente ci dormono allegramente. Però un attimo chiedo qua a RPL abbiamo la regola che è la radio degli ascoltatori che ci aiutano a tenere la baracca aperta. E quindi passiamo immediatamente 2 telefonate. Regia, buonasera. Chi è? Da dove chiama? Pronto? Pronti? Buonasera, chi è? Da dove chiama? Sono Manzoni, chiamo sempre dai Canarie. Ottimo. E i canarini soprattutto? Anche se i canarini non ci sono i cani, non i canarini. Sono fissato con i canarini, li porterò io. No, scusa, io volevo soltanto salutare Max, perché lo conosco personalmente, abbiamo avuto a che fare diverse volte. E allora fallo in diretta, che Tra ce l'altro, l'abbiamo qua. Scusate, nota di redazione, da quando è intervenuto Max qua le linee sono impazzite, abbiamo una marea di persone che ci stanno Max, chiamando. Auguri e buona fortuna, ciao. Max, hai sentito? Max Bastoni, ci sei? Sì, ci sono. Hai sentito Manzoni che appunto ti manda gli auguri? Lo ringrazio tantissimo e insomma noi facciamo il nostro. Okay. Poi però ci sono tutti quanti che devono fare il loro, perché è ovvio che queste partite come quella di riprendersi Milano si vince se tutta la squadra gioca e va nella stessa direzione, e quindi è fondamentale il lavoro di tutti, senza bollare mai un attimo in futuro e senza mai pensare che si possa essere arrivati, anzi bisogna pensare che abbiamo fatto sempre un passo in meno e non un passo in più. Per domani. Sì. Ok, allora abbiamo un'altra chiamata in linea, regia? Sì, ok, passiamo subito. Buonasera, chi è, da dove chiama? Sì, ciao, io sono Pino, chiamo dalla Bassa Milanese, però sono residente in Portogallo, quindi mi conoscono già in radio perché chiamo spesso al mattino. Questo per testimoniare che non è necessario essere residenti qua, perché noi che siamo anche all'estero, in questo momento abbiamo molto a cuore e avremo sempre molto a cuore quello che è il nostro territorio, quello che sono le sorti della nostra cara Italia, in questo momento della nostra cara Milano. Volevo fare una testimonianza, perché io ho 67 anni, sono arrivato a Milano che avevo 5-6 anni e mio papà dal profondo sud, ovviamente pugliese, mia mamma siciliana, perché mio papà era operaio, e sono andato a abitare in un quartiere a San Siro che è più o meno via Fleming, dove c'è l'ospedale San Carlo, non so se avete presente quella zona lì. Sì, San Carlo. Ecco, il quartiere Vercellese, che è tuttora, ma molto degradato, un quartiere di operai, di gente che veniva dal case minime, gente povera, insomma, appena arrivata dal sud o che comunque si arrangiava. E io ricordo a quei tempi era uno dei quartieri più malfamati di Milano, però comunque aveva una sua dignità, nel senso, comunque le case erano tenute abbastanza bene. Adesso c'è lì ancora mia suocera, io sono tornato perché sono qui in Italia adesso per un paio di mesi, sono tornato in questi giorni, ci vado insomma ogni tanto per la mia suocera, e devo dire che è una cosa vergognosa, non tanto perché ci sono, che ne so, gli egiziani neri, tutto quello che vuoi, non è quello, perché qui non si fa delle discriminazioni, ma perché è il comune, diciamo, chi gestisce l'Aler, chiama come vuole, che gestisce queste case qui fanno schifo. Una volta sì, c'è la delinquenza, c'era il degrado, però oggi c'è la delinquenza e il degrado, e in più ci sono tutte le case che sono tutte rovinate, tutto rotto, gli ascensori che non vanno, e cadono a pezzi come Viale Marionio, come Giambellino, come tantissime altre zone di Milano che purtroppo conosciamo bene, come anche Corvetto. E là qualcuno pensa male che magari la giunta attuale di Milano voglia far degradare apposta quelle case perché ha promesso quelle zone che ormai valgono oro a degli amici palazzinari, perché questo sta accadendo. Max? Ma guarda, io volevo dire una cosa all'ascoltatore. Io cercherei di non togliere troppe responsabilità al sindaco, perché il sindaco è il primo responsabile della sicurezza dei nostri cittadini, quindi ha delle responsabilità enormi. E Aler, io da anni seguo anche un po' la politica abitativa, anche qua in Regione Lombardia, faccio parte anche della 5ª commissione che si occupa anche di residenza pubblica, ma devo dire che
le responsabilità del sindaco sono tante, anche perché Ale spesso fa degli interventi, ma se poi non ci sono gli interventi del sindaco, del questore, prefetto che fanno gli sgomberi, tu puoi anche fare tutti gli interventi che vuoi, ma dopodiché è chiaro che chi ci abita dentro, se chi ci abita dentro sono delle persone che vivono totalmente nell'inciviltà, come spesso accade, come accade ad esempio in Via Bolla. Andate a farvi un giro in Via Bolla e vi renderete conto dove il 70, quasi l'80% degli alloggi sono occupati quasi tutti da cittadini rom. Sono stati fatti diversi interventi di ristrutturazione che duravano all'incirca una settimana, perché evidentemente chi ci abita, o meglio chi occupa, non vuole che ci siano i portoni d'ingresso chiusi, non vuole che ci siano i citofoni, non vuole che ci siano le cassette delle lettere, non vuole, poi vive ovviamente in totale situazioni che sappiamo bene che sono di mancanza delle norme igienico-sanitarie normali, e quindi spesso purtroppo è proprio una questione di ordine pubblico, cioè lì bisognerebbe fare gli sgomberi e ridare queste case a chi ne ha diritto. Questo però non avviene e la responsabilità primaria è evidente, è di sindaco, questore e prefetto, che sono le 3 persone preposte alla sicurezza della città di Milano. Max Bastoni, perdona l'interruzione, ma abbiamo un'altra chiamata in linea, le linee ho detto sono impazzite e quindi passiamo subito la linea all'ascoltatore. Buonasera, chi è da dove chiama? Sì, buonasera, sono Luca, chiamo da Colico. Prego Luca. Io sono venuto a vivere a Colico 3 anni fa, dopo 56 anni che vivevo a Milano, sono scappato da Milano, ok? Il motivo è semplice, Milano con le giunte Pisapia e la giunta Sara è diventata la città dell'area C, nel senso, se tu abiti nell'area C hai servizi, hai la sicurezza, se sei fuori dall'area C non conti un cazzo. Io vi faccio un esempio concreto così capite. Io ho sempre abitato in zona San Siro. In San Siro c'è un problema di gestione delle partite, delle soste dei tifosi, ok? Io quando c'era la giunta Pisapia ho chiamato 80 volte, 80 volte il pronto intervento perché c'erano macchine parcheggiate sul passo Carraio, sulle strisce gialle, io tornavo dal lavoro ed ero disperato, ok? Sapete quante volte sono venute? Non sono mai venute. Mi incazzo, chiamo il comandante dei vigili zone eccetera e gli dico ma perché non mettete le telecamere eccetera? Ma quali ci sono nella zona a ridosso dello stadio, tra parentesi, la zona dove abita l'Inus di Radio DJ, dove sono le ville dei ricchi. Lì hanno messo i varchi con le telecamere e poi mi dice ma sa, tanto quei varchi lì non sono attivi. Ho capito, però i tifosi lì non ci vanno a rompere i coglioni a quelli che hanno i soldi. Questa è esattamente la Milano di Pisapia e la Milano di Sala. Se sei ricco hai servizi, se sei ricco sei protetto, se non hai soldi non conti niente, non hai servizi e ti prendono in giro. Grazie. Prego. Grazie, passiamo la chiamata perché siamo strapieni, altrimenti non riusciamo a far parlare tutti e a far rispondere Massimiliano Bastoni. Quindi passiamo subito l'altra chiamata in linea. Per favore, chiunque sia breve perché siamo quasi in chiusura. Brevissimo. Allora, se si prende il sindaco per una volta nella vita, oltre a Formentini, si fa una regola molto semplice, si guardano i flussi elettorali e chi ha votato per una determinata cosa, tipo i PD che sono tutti del centro, tutti i giargia che arrivano si danno a loro. E perché è ora di piantarla di farsi fare il voto e poi dire se io ti do il voto però tu dopo li cacci tutti dall'altra parte. No, si fa una legge, si legano a questo. In questa zona avete votato il 70% che volete gli extracomunitari pronti, te ne portano in una camionata, non sempre la gente che dopo deve farsi il culo solo per riuscire ad andare a casa sua. Si fanno le regole, siccome sono sempre pieni di riempirsi la bocca per le regole, se ne fa una semplice: hai votato, ti faccio in piazza del Duomo, ti faccio giù una bella baraccopoli, perché così imparate, altrimenti è inutile chiacchierare, non riusciremo mai Grazie. Ora lasciamo a rispondere a Massimiliano Bastoni, che poi comunque è quello che sta battendo palmo dopo palmo, via dopo via, quartiere dopo quartiere la città di Milano. E la cosa che si sente, la Vox Populi, è
che la gente non ce la fa più di Sala, non lo vuole più come sindaco, però insomma non sembra per contromarcia a sinistra, come si dice in certo gergo militare, che l'altro candidato sia forte nei sondaggi. Cioè, riusciamo a vincere, a cambiare pagina, cioè con la proposta, mandando a casa il buon Sala, cambiando le cose e dando forza al candidato sindaco Bernardo? Ma guarda, innanzitutto su questa ultima parte io non credo mai ai sondaggi, né quando sono troppo positivi né quando sono troppo negativi. Spesso sono pilotati. Se voi andate a leggere un sondaggio pubblicato su Repubblica, è esattamente il contrario del sondaggio pubblicato sul giornale, quindi bisogna capire un attimino come vengono fatti questi sondaggi. Diciamo che ovviamente Sala parte favorito in quanto sindaco uscente e in quanto in campagna elettorale da ormai almeno un paio d'anni che Sala si sta facendo una vera e propria campagna elettorale, tant'è che l'abbiamo visto più spesso sui social, in televisione, rilasciare interviste a riviste anche un po' così di moda e di gossip, piuttosto che venire in consiglio comunale a riferire, a lavorare insieme a tutti gli altri consiglieri. Però io, che come dicevi tu, oltre che sono in campagna elettorale, io da tempo mi dedico alle periferie, devo dire che nelle periferie non è altissima la popolarità di Beppe Sala, anzi, mi rifaccio un attimo anche a quello che diceva l'ascoltatore. Milano è diventata la città dell'area C, ha assolutamente ragione. Purtroppo Beppe Sala, ma anche per sua stessa ammissione di qualche mese fa, quando dichiarò potevamo fare di più per le periferie, quindi è un'ammissione di colpa molto grave, molto grave, perché un sindaco è evidente che è troppo facile andare a tagliare i nastri dei grandi progetti che hanno fatto gli altri ed è molto comodo accomodarsi nei salotti bene. Un sindaco si vede quando riesce a risolvere i problemi o perlomeno prende in mano, ha a cuore quelle che sono le problematiche dei suoi concittadini. A Milano, per esempio, grazie a una ricerca della Lega milanese, è stato scoperto che soltanto il 10% dei fondi sociali sono stati destinati a cittadini italiani milanesi. Tutto il resto, il 90%, è stato destinato ad extracomunitari. Io penso che questa sia una vergogna. Quando Sala cerca di buttarla in cacciara, distraendo l'opinione pubblica e parlando della questione fascista-antifascista, cerca di distrarre gli elettori da quelle che sono le questioni reali. Io vado nelle periferie e vedo che ci sono famiglie che hanno fame, non vedo famiglie che si preoccupano di chi è fascista, di chi è antifascista, di chi ha il timbro di antifascista piuttosto che il timbro di fascista. Io da ormai diversi anni collaboro con un'associazione che si chiama Branco Onlus, che ogni mese consegna pacchi alimentari alle famiglie italiane di Quartoggiaro. Sono ormai un centinaio di famiglie che ogni mese vengono a ritirare il pacco. Non ci chiedono quando ritirano il pacco alimentare se siamo fascisti o antifascisti, ci ringraziano, perché questo è il tema. Quindi questa è la situazione. Quindi ha perfettamente ragione il signore che diceva prima, Milano è diventata la città dell'area C, ma che non ha a cuore quelli che sono gli interessi dei suoi concittadini che vivono nelle periferie. Max Bastoni, abbiamo l'ultima chiamata, quindi buonasera. Poi vi devo lasciare. Sì. Assolutamente lo sappiamo, quindi buonasera, chieda dove chiama, per favore, breve. Da Roma, Gianfranco. Prego. Gianfranco Dummino. Faccio parte delle rotazioni romane, tipiche rotazioni che hanno consentito di acquistare, vendere, affittare col decreto Bersani tanti anni fa. Adesso non capisco perché questi ci vogliono completamente deturpare e ci vogliono privare di un nostro diritto, nel senso che Gianfranco... Scusa Gianfranco, però la prima metà, cioè la prima parte della trasmissione l'avevamo dedicata alle rotazioni di Roma, ora stiamo parlando di tutt'altro, quindi lasciamo chiudere Max Bastoni. Avevo invitato anche alla brevità Gianfranco, purtroppo non ci siamo capiti, lasciamo concludere Massimiliano Bastoni e poi avevamo già promesso uno spazio in una prossima trasmissione tutto dedicato a Roma, quindi prego Max.
Grazie innanzitutto a voi per lo spazio che mi avete dedicato e ovviamente il mio invito in questo momento va ai milanesi, ai miei concittadini, nella speranza che questa città riesca ad avere una amministrazione, una maggioranza differente a quella che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Secondo me ci sono tutte le possibilità di farlo e dobbiamo farlo però tutti insieme, non avere paura, non guardare i sondaggi, non guardiamo i sondaggi perché i sondaggi, ripeto, vengono fatti, diciamo così, in maniera un po' pilotata. Noi dobbiamo essere in grado di convincere anche solo una persona, però dobbiamo non fermarci, andare a pancia a terra da qui al 3-4 ottobre quando si voterà e dare assoluta maggioranza a Luca Bernardo, che è un candidato sindaco che proviene da una realtà importante come quello dell'ospedale Fate Bene Fratelli, quindi potete immaginare gli ultimi 2 anni quale situazione abbia dovuto sostenere Luca Bernardo. Quindi mi raccomando a tutti i milanesi, non fermatevi e dal 3 e 4 ottobre votate in maniera decisa Luca Bernardo. Max, posso farti un'ultima domanda io? Domani mattina i tuoi impegni elettorali dove ti prevedono presente? In che mercato sarai domani mattina? Sono a un mercato di via Canaletto. Ho capito. Dalle 10 fino verso mezzogiorno. Poi incontrerò nel pomeriggio i lavoratori di ATM, farò una visita al poligono di Milano, di Viale Certosa, e poi avrò una serie di incontri elettorali, diciamo così. Ecco. Chi vuole cuccare Max Bastoni e dirgli la sua lo può andare appunto a incontrare in via Canaletto. Il mercato di via Canaletto che è vicino a Viale Argonne, in zona Città Studi. E chi vuole scegliere invece Massimiliano Bastoni il 3-4 ottobre, scheda azzurra, barra l'Alberto da Giussano, una bella X sull'Alberto da Giussano e scriva Bastoni. Però ricordiamoci che anche per i residenti in Municipio 1 c'è un certo Carbonara che è candidato in Municipio 1. Ma non lo conosco questo. Scheda verde, non lo conosco. Bisogna barrare il simbolo della Lega e scrivere Carbonara. Non lo conosco. Bisogna ricordarselo. Va bene. Grazie Max Bastoni, grazie. Ciao. E siamo alla pubblicità. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. 1. Riforma del CSM. Stop allo strapotere delle correnti. 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga. 3. Equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. 4. Separazione delle carriere dei magistrati. Stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. 5. Limiti agli abusi della custodia cautelare. Per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. 6. Abolizione decreto Severino. Più tutele per sindaci e amministratori. Firma anche tu ai gazebo della Lega nelle piazze e in tutti i municipi d'Italia. Trovi tutte le informazioni sul sito legaonline.it. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Lontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. Ecco, Mimmo Magnetta e soprattutto Lucio Battisti. Era il 9 settembre del 1998 quando Lucio appunto Veniva ci a mancare. abbandonava a causa di un male incurabile. Anche abbiamo sentito questa meravigliosa canzone La collina dei ciliegi, per cui lui venne marchiato fascista, il più grande cantautore italiano forse di tutti i tempi, è dovuto morire per essere riabilitato dalla critica perché aveva questo infame marchio ideologico, no? Siamo un paese strano, l'Italia, dove non inconta quello che parli, quello che canti, ma quello che voti. E penso che nessuno possa dire che Battisti non sia stato un grandissimo cantautore, e quindi Lucio, so che dall'alto ci guardi, sappi che qua RPL, soprattutto nei nostri cuori, ci sarà sempre la tua casa. E io questa canzone comunque la voglio dedicare a un ascoltatore appunto molto presente nelle nostre trasmissioni, a Mario Di Rieti. Sì, perché era rietino anche Lucio. Mario Di Rieti, se ci sei facci una chiamata. Sì. E proseguiamo. Allora, io la voglio dedicare anche a un carissimo, non ascoltatore, però una persona, un VIP della mia vita, papà Annunzio, che collezionava tutti i 48 giri di Lucio Battisti, non se ne perdeva uno. Musicassette e tutto, l'ho sempre ascoltato. 45, i 45 giri. Io 48, scusate, sono nato nell'89. Esistono già le musiche. C'erano le musicassette quando sono nato io. Però papà aveva tutti sti dischi con Lucio Battisti. E lui stesso mi diceva: mai stato papà di sinistra. Però mi ha detto: guarda, è una cosa vergognosa che un cantante del genere in Italia non sia. E poi ho dovuto venire a mancare, avevo 10 anni nel 98 appena compiuti. Mi ricordo ancora quando Lucio Battisti venne a mancare, le polemiche, perché moriva un cantautore fascista, non moriva un grande uomo che ci aveva lasciato una cultura, una musica meravigliosa che ancora oggi fa venire brividi a Roberto Colombo, che si è dovuto mettere il maglione. E ringraziamo la regia splendida che manda e rende possibile tutto questo, quindi Roberto Colombo e Federico Borsari. e ringraziamo anche Carlo Persano che è in contatto con noi dal luogo delle sue amene vacanze. Si è distratto un attimo. È l'ultimo giorno, quindi Cazzarola, vabbè. E allora, il giusto diciamo epilogo con un collegamento con voi. senti, allora ti abbiamo messo sto Lucio Battisti anche appunto per meglio accoglierti. Grazie. Io ti so sempre molto attento ai problemi appunto dell'economia italiana, della nostra. Sì, ecco, no, Mimmo si blocca sempre. Andiamo avanti No, non ho presentando Carlo Maria Persano, Sì. l'economista, amico dei professionisti imprenditori uniti, ma soprattutto di RPL. Ma mandiamo subito un ascoltatore graditissimo in linea, lo mandiamo subito in diretta e poi andiamo avanti con Carlo Persano. Buonasera, chi è, da dove chiama? Allora, mi avete evocato come una seduta spiritica e l'anima di Mario D'Arieti si è appalesata, insomma. Quindi mi avete chiamato e vi ho risposto, insomma. Sì. Come va, ragazzi? Bene, grazie Mario. Tu? Bene, quando sento il buon Marco Castelli. A breve lo sentirai. Mi riappacifico un po' con la vita. A volte uno... Sai, io sto al terzo piano, tante volte ci avrebbe proprio un istinto, se guardo in giro come è ridotto questo paese, dico, un saltello giù lo farei. Però non si può, meglio non pensarle. Mario, non dire fesserie, perché buttarsi giù dal terzo piano ci può capitare la sfiga che rimaniamo in vita. Ti fai male e basta. O sali almeno al nono piano, perché noi siamo gente dura, poi facciamo fatica pure a morire. Scapocci e basta. No, ma comunque Lucio Battisti è di Poggio Bustone, un paese a pochissimi chilometri da Rieti, dove tra l'altro c'è un monastero francescano bellissimo con tutta la vallata della Sabina, una veduta a Mozzafiato, dove San Francesco entrò al Poggio Bustone e dice vi saluto brava gente, insomma, queste cose qua nella sua... un eremitaggio fantastico, insomma, vi consiglio di andarci. Ci sono i giardini principali del paesino, Poggio Bustone, molto ridente con Sabina, si chiamano appunto i Giardini di Marzo, dal titolo della bellissima canzone, insomma. Ma qui c'è sempre la damnatio memoria, no? Su chi non è di sinistra, anche nella letteratura, no?
se tu pensi che dovrebbero vietare tutte quante le opere di Pirandello, perché Pirandello era notoriamente fascista, iscritto al partito fascista e sepolto in camicia nera. Che facciamo? Non andiamo più a teatro a vedere, non so, Uno, Nessuno, 100.000 o Così è se vi pare, o tutti questi capolavori pirandelliani. Il Fu Mattia Pascal è suo, no? Meraviglioso. Il Fu Mattia Pascal c'è un fanatismo, massimo poeta americano del Novecento, Ezra Pound, la simpatia, che facciamo? Non leggiamo l'Incantos di Ezra Pound. Ma poi guarda, tutta la grande cultura, quella vera, io ho già avuto modo di dirlo in questa radio, è stata di destra, da Ezra Pound a Céline, a tutti quanti i grandi autori, Luigi Pirandello in Italia, però lasciamo stare. Ma soprattutto in Italia è facile, se non la pensi come il pensiero unico ti dice, essere bollati come fascista. Allora c'è l'economista fascista, il politico fascista, il sindaco fascista, ne conosciamo tanti, abbiamo avuto un sacco di ospiti qua, abbiamo avuto il sindaco di Cologno fascista perché ha rimesso a posto Cologno, faceva le rievocazioni storiche, tra l'altro meravigliose, che hanno aumentato economisti fascisti perché la pensavano fuori dal... medici fascisti addirittura. Cioè ne abbiamo di tutti i colori qua e noi purtroppo abbiamo l'abbonamento. Vabbè, ma in Italia c'è l'abitudine a mettere questo isti a qualsiasi cosa appunto abbia l'ardire di ragionare, di usare il cervello e il cuore collegato col cervello. È la foglia di Vico per nascondere le loro manchevolezze. Ci sono due tipi di fascismo, non mi ricordo chi era che lo diceva, il fascismo e l'antifascismo. E quindi praticamente, sai, noi dopo il 25 luglio del 43 praticamente passammo da un popolo di paesi hanno fatto tutti la resistenza, anche se poi è stato un fenomeno del tutto marginale che ha riguardato poche migliaia di persone, e tutti quelli che si sono rifiutati a sinistra nel dopoguerra erano stati tutti scrittori, artisti, a cominciare dal compagno Dario Fo, che lui stava nella Repubblica Sociale Italiana e prese per i fondelli italiani dicendo ma sì, ma io ero stato arruolato a forza, hai capito? Sabotavo dall'interno, e tutte queste scuse meschine qua. E potrei nominartene di tanti attori e cantanti. No, ma li conosciamo e come. Dopo Mario ci vorrebbero 8 ore di trasmissione, meglio che ci fermiamo. Grazie Mario. Ma l'unico onesto fu il povero Giorgio Albertazzi, dice sì, io sono stato a 18 anni, ci credevo, cioè se uno non fa cavolata a 17-18 anni eventualmente si sbaglia, se non lo fa a 18 anni, ma quando è che lo devi fare? Lui, Albertazzi è l'unico che nel dopoguerra ha detto sì, io stavo in una Repubblica Sociale, allora, ma io volevo andare a un altro discorso, ragazzi, a me mi preoccupa questa situazione, di là di prima, perché praticamente si sta avverando quello che loro questa pandemia è stata una mano santa per la sinistra, perché sono riusciti finalmente a far arrivare il popolo italiano a quello che loro hanno sempre sognato, cioè la distruzione dell'individuo da parte dello Stato, cioè lo Stato che ti controlla, lo Stato orwelliano, no? E praticamente si sta avverando. Loro non hanno fatto i conti, ragazzi, con la loro storia, effettivamente, con la loro storia criminale, la loro storia di genocidi. Loro hanno fatto una piccola, la Bolognina, da oggi ci chiamiamo da comunista a PDS, ma poi in fin dei conti sono come i lupi, no? Che non possono diventare vegetariani. Ogni tanto poi risentono il richiamo della foresta e riescono al naturale. Mario... Anche se loro poi si dichiarano liberali e socialdemocratici e cose. Cioè, praticamente c'era tutto quanto già nel manifesto del Partito Comunista del 1848 di Marx ed Engels. L'abolizione della proprietà privata, l'abolizione... Ma mi ha appena chiamato Marco Castelli e mi ha detto di a Mario di non fare la trasmissione con Mimmo e Federico perché voglio che la fa con me. Quindi, capito, quello è geloso, te lo dico già ora. Poi decidi un po'. No, scherzi a parte, Mario. Abbiamo... No, mi ha chiamato davvero, non sto scherzando. Ho dovuto abbandonare la regia. Anzi, ringrazio la regia che mi permette di abbandonare la trasmissione e ritornare come se nulla fosse. Però, e questo è accaduto, Mario. No, ma comunque questo qua. L'abolizione della religione come sovrastruttura, l'oppio dei popoli, se un popolo non ha radici, non sa da dove viene, dove va, non ha una cultura. Grazie Mario, scusami,
Ma ho un sacco di telefonate e poi litigo con la regia e gli ascoltatori che mi contattano, soprattutto Mimmo, lo minacciano di qualsiasi cosa, ma Mimmo è di gomma, quindi gliene frega niente. Ritorniamo a sì. Carlo Persano. Carlo Persano, ci sei ancora? Certo, buonasera, sai, sono qui. Noi abbiamo appunto questi personaggi che sono veramente dei personaggi con la P maiuscola, sono veramente che ti riempiono il cuore quando cominciano a raccontare. E poi fanno litigare i conduttori tra di loro, perché Castelli dice Mario è mio e ci fa la trasmissione tu. Capito? No. Dunque io ti stavo dicendo che appunto ho letto alcune cose che tu hai pubblicato, però ecco, cosa vuoi rispondere o cosa vuoi aggiungere a quello che ci ha appena detto il Mario di Rieti? Ma io oggi lo faccio brevemente perché sarebbe un argomento anche molto lungo. Volevo parlare un po' della magistratura e del referendum sulla giustizia che sta proponendo la Lega. Che a me piace molto. È un tema molto interessante, tipo Gratteri l'ha bocciato, ma anche molti magistrati lo bocciano perché dicono che può gettare nel caos la giustizia e lasciare un sacco di piccoli delinquenti in giro a fare guai in attesa del processo. Quindi è davvero un meraviglioso argomento. Tu cosa ne pensi? No, aspetta, Gratteri in questo caso sta parlando della riforma della Cartabia sui tempi del processo, che io, al contrario di Gratteri, pur non essendo un magistrato, ma interessandomi di economia, approvo tantissimo, perché una delle cose che dicono tutti quelli che hanno a che fare con le imprese, col lavoro, è che se entri in un tribunale italiano entri in una valle di lacrime e non ne esci più. Quindi il fatto che stiano tentando di accorciare i tempi della valle di lacrime è altamente meritorio, per come la vedo io. No, è il punto sulla custodia cautelare che è molto. È il punto sulla custodia cautelare che è molto. Si dice che il referendum vada a modificare la custodia cautelare. In pratica. Certo, però ma mi fai capire, se uno in 2 anni non riesce a rinviare una persona a giudizio, di quanto tempo ancora avrebbe bisogno? Ma è l'Italia, Carlo. La giustizia italiana è così, è il minimo 2 anni. Carlo, fammi fare Carlo, fammi fare outing. Io ho dovuto aspettare 4 anni. Certo, sì. 4 anni per un primo grado, perciò. Ma adesso ed era 40 anni fa. Stiamo parlando di giustizia penale, però c'è anche la parte civile, un'azienda su quella non scherziamo, che anzi è deve pure peggio, riscuotere dei soldi da un fallimento, che deve cautelarsi contro una truffa, che deve cautelarsi contro qualcuno che non ha rispettato un contratto, entra in una valle di lacrime. Cioè, capisco, giusto, c'è anche il penale, però sul penale rispondo, ragazzi, non riesco a capire questi tempi, cioè già il fatto che ci abbiano messo 2 anni per stabilire le colpe sul crollo del ponte di Genova, a me mi sembra assurdo. Adesso su questo palazzo di Milano, che poteva essere una strage, se l'incendio anziché partire dall'alto partiva dal basso, anziché partire dal 15°, partiva dal primo piano, era una strage, no? L'abbiamo visto come è andato in fumo. Adesso io voglio vedere quanto tempo ci metteranno a stabilire le responsabilità e le colpe. Cioè il comune, punto di domanda, è esente da colpe, il comune del signor Sala è esente da colpe. Ce lo dicano e ce lo facciano capire in fretta, non fra 10 anni, quando Sala sarà vecchio e magari. O potrà essere morto, per cui ci sarà l'estinzione per morte del reo. Quindi giustizia, con questo però non la sto tirando al sindaco Sala, cioè, speriamo che campi 100 anni. Che lunga vita. Ma però Carlo, una domanda sociologica, so che tu sei un economista, però voglio che fai il sociologo stasera. Ma secondo te sti referendum avranno mai il quorum? Cioè io purtroppo, guarda, sono spassionato e tutto, sono andato a firmare in comune, ho trascinato Mimmo a firmare con me perché vengo a fare la posta. Io ci sono venuto, non mi trascinato, ci sono andato di mia spontanea volontà. L'ho preso dal centro anziani dove sta sempre, l'ho portato perché e poi dicono che porti i vecchietti a votare, ma non è vero questo. Allora, ma tu pensi che agli italiani interessi l'argomento? Credi che ci sia ancora la passione civile per andare e dare finalmente un segnale al potere che ha esondato i limiti
costituzionali e di fatto fa colpi di stati continui dagli anni 90 ad oggi? Guarda, fammela prendere un po' larga come risposta, perché la domanda purtroppo è molto sensata. Allora, la prendo un po' larga tornando a Gratteri, che hai citato tu. Allora, Gratteri si è detto contro la riforma Cartabia perché, che ne so, si vede che gli vanno bene i processi infiniti. Però Gratteri, dopo questa dichiarazione, l'altro giorno ne ha fatto un'altra su Palamara e ha detto: ragazzi, Palamara non era mica l'unico che votava nel Consiglio Superiore della Magistratura. Palamara è stato prima sospeso e adesso radiato. E la domanda che viene dalle parole di Gratteri, viene fuori, è: ma tutti gli altri che votavano insieme a Palamara, che secondo quello che diceva Palamara votavano di concerto con lui, cioè quelli non vengono sospesi dalla magistratura? Ecco perché io dico, rispondendo a te, sarà un'impresa, spero che tutti si attivino, ognuno per quel poco che può, per far sì che la gente vada a votare, perché è vero, la gente probabilmente non capisce, non sono tanti quelli che capiscono l'importanza di questa votazione, però è fondamentale, perché il CSM è l'organo che regola la disciplina, quindi se un magistrato combina qualcosa di sbagliato è il CSM che lo giudica, e oggi mi viene quasi da dire che non lo giudica, perché non succede mai niente ai magistrati che fanno qualcosa. Quindi la disciplina, ma oltretutto regola le carriere, quindi le promozioni, la visibilità dei magistrati, perché quando vengono promossi poi diventano procuratori generali, diventano pezzi grossi e quindi assumono importanza nel ranking italiano, eccetera, eccetera. È peggio del tennis sta storia, in pratica. Come? È peggio del tennis. È peggio del tennis. No, sembra il tennis, no? Che c'è il ranking, che se vinci la sede o vinci il... È così, però a questo punto, se tutta questa gente che già si giudica da sola, è l'unico potere in Italia, nella Costituzione italiana, che si giudica da sola. L'autogoverno. Il potere esecutivo viene giudicato dagli altri, il potere legislativo viene giudicato dagli altri, il potere giudiziario si giudica da solo, e infatti le conseguenze sono queste. Quindi ben venga, perché Gratteri... però Carlo Carlo per sé non è esatto, perché io so che per esempio per certi procedimenti sono i pubblici ministeri, i sostituti procuratori della Repubblica che giudicano per esempio il collegio giudicante, quelli dei giudici che emettono poi le sentenze. Peccato che siano tutti colleghi, perché siamo l'unico paese al mondo a non avere la separazione delle carriere tra non magistratura è come negli e Stati Uniti d'America, dove il pubblico ministero viene eletto nemmeno in Francia, dove c'è il parquet, il famoso parquet che dipende dal ministro. Un'altra. L'altro giorno il CSM, che ogni tanto rarissimamente interviene, ha chiesto lo spostamento di un PM di Milano, che era il PM del processo Eni, dalla sua posizione per incompatibilità ambientale. Uno dice: ammazza, chissà che bello, cos'è successo. Andiamo a vedere, e questo PM sostanzialmente aveva in mano un filmato del suo teste chiave, che era l'avvocato che parla tra l'altro dalla Loggia Ungheria, e in questo filmato demoliva la credibilità del suo teste chiave che aiutava l'accusa di questo PM. Quindi sostanzialmente un giudice che dovrebbe essere sopra le parti, perché in Italia, come avete giustamente detto, non c'è la separazione delle carriere, quindi quel giudice dovrebbe difendere sì l'accusa, però dovrebbe essere talmente al di sopra delle parti che se c'è qualcosa che inficia la sua accusa, lui dovrebbe venire fuori e dire: fermi tutti, c'è sto filmato, questo test non va più bene. E invece questo filmato, che era in suo possesso, non è mai stato presentato. Ecco perché chiedono il suo spostamento. Ma la mia domanda è questa:
Ma adesso il giudizio deve diventare completo. Ma se un giudice ha fatto veramente una cosa di quel genere, che ha nascosto un filmato, ma è sufficiente che lo sposti da un'altra parte? Ma in quale ambito lavorativo succede una cosa di questo genere, oppure che non succede? Cioè non gli succede niente. Carlo Persano, fermo là, visto che ci manca anche un minuto e basta di tempo, allora ti posso rispondere in maniera proprio lapidaria. Io fossimo in Cina, gli avrebbero già sparato un proiettile fatto pagare appunto dai familiari. In Italia d'altronde siamo in queste condizioni qua, però visto che appunto manca ormai pochissimo tempo. No, dico l'ultima mia. Torniamo, no? Io ho un tremendo sospetto che questo referendum per sbaglio verrà associato al referendum per l'eutanasia, e nemmeno a farlo apposta l'eutanasia si tirerà dietro il quorum anche di questo referendum. Io la penso così, poi ognuno la pensi come vuole, però persone che andranno a votare per una cosa... hai ragione, ma speriamo che tu non abbia ragione. Vabbè, allora chi di speranza, veramente... Carlo, chi di speranza via, disperato muore. Noi ci lasciamo con l'appuntamento. Col finale aperto ci lasciamo. Sì, e poi comunque da lunedì ci risentiamo, tanto da lunedì fino a giovedì ogni giorno noi siamo qua e vediamo di fare un discorso più compiuto. D'accordissimo. Grazie Carlo Persano. Grazie a voi ragazzi. Grazie a tutti gli ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Alla ottima regia, Roberto Colombo e Federico Borsari. Grazie del tempo accordataci. Ci troviamo qua domani. Domani è venerdì se non erro. E ci siamo lo stesso. Quindi a domani, e a breve Marco Castelli con Area di Servizio, sempre qua su RPL, la tua radio. Ale. Avete ascoltato Filo Diretto. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.